qualche deputato che ha proposto di togliere dalla Costituzione quel divieto di riorganizzare il partito fascista. E poi ci sono rigurgiti fascisti, rigurgiti nazionalisti, razzisti, diciamo, questi rigurgiti di razzismo contro chi è diverso, contro chi ha la pelle nera, contro chi è omosessuale, sono tutti segni di intolleranza fascista. Brava. Allora c'era il suffragio universale, c'era solo per gli uomini, le donne non ce l'avevano, quindi anche lì metà cittadinanza non esisteva, non aveva diritti. Comunque col fascismo, mi pare nel 29 ci furono le ultime elezioni libere per modo di dire, perché un nostro conoscente era stato a votare, diceva che c'erano delle schede, quelle bianche erano perché era contro il fascismo, quelle tricolore erano a favore, e quando le schede erano piegate erano semitrasparenti e si vedeva benissimo come uno aveva votato. Queste furono le ultime elezioni, e quindi una buffonata. Del resto oggi votiamo, però oggi non siamo più liberi con la porcata di Alderoli di scegliere i nostri rappresentanti. Il voto mandare scegliere le persone più docili, le mezze calzette che fanno parte del governo Berlusconi, buone o diceva che il populismo avanzava intanto in quanto era assente nella cittadinanza una cultura politica. Visto quello che ha detto sul presente, possiamo dire che anche nella cittadinanza, non dico nei rappresentanti, c'è una latitanza della cultura politica, della consapevolezza di essere cittadini, della capacità. C'è una regressione, perché insomma noi abbiamo avuto un mezzo secolo di libertà in cui due grandi ideologie, quella comunista e quella democristiana, si sono combattute democraticamente e hanno fatto crescere l'Italia, perché dal 1945 al 1994 l'Italia era un paese di molti contadini semi-analfabeti e è diventata la quinta potenza industriale del mondo. Ci sono state fatte leggi per il popolo veramente, come la sanità per tutti, la scuola media uguale per tutti, che permette ai ragazzi di scegliere il loro futuro quando hanno 13-14 anni e non a 10 come succedeva nella scuola elementare. Quindi ci sono state fatte tante leggi che andavano veramente verso il popolo, verso il miglioramento delle condizioni di vita. E quindi un'abitudine alla democrazia in questo mezzo secolo l'abbiamo avuta. Quindi non capisco perché oggi c'è questa regressione anche da parte dell'opposizione che dorme. E poi si assiste a questo fatto che era molto più laica la democrazia cristiana, in cui c'erano anche dei cristiani veri. Penso per esempio a Giorgio La Pira, penso a Tina Anselmi, penso a tante persone degne che c'era nella democrazia cristiana. Oggi abbiamo della gente che di cristiano non ha nulla, razzisti, e che pensano solo ai propri piccoli interessi, che però sono completamente succubi del Vaticano, perché l'Italia biologico, si sta preparando una legge e a me sarebbe meglio non aver nulla, che io sia padrona della mia vita, di dire che non voglio essere sottoposta all'accanimento terapeutico una volta che sia ridotta a vegetale, che io non abbia questa libertà. Questa è una vergogna, è un incontro. Una legge per le coppie di fatto,
in cui cittadini facenti parte di coppie di fatto, che siano eterosessuali o omosessuali, non hanno gli stessi diritti delle coppie ufficiali. E questo viola la Costituzione, che dice che tutti i cittadini devono avere gli stessi diritti. No, non si riesce a farlo perché si è fatta una legge, la legge 40, sulla fecondazione assistita, in cui c'è divieto di sperimentare con le cellule staminali embrionali. Una ricerca che sta già dando dei risultati straordinari, perché con le cellule staminali hanno già ricostruito non solo cornee, pelle e sangue, ma addirittura degli organi completi come un intestino. E proibire una ricerca simile, che potrebbe guarire tante persone, è un delitto. E il referendum teso ad abolire la legge 40 non è stato raggiunto il quorum per l'ingerenza della Chiesa. Ora, che questi politici che di cristiano non hanno nulla siano così succubi all'ordine del Vaticano, ecco, questo è veramente scandaloso.